Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 23. Cantiamo te, Signore della vita, il nome tuo è grande sulla terra, tutto parla di te e canta la tua gloria. Grande tu sei e compi meraviglie, tu sei Dio. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, venuto sulla terra, fatto uomo per noi, nel grembo di Maria. Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia, pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Prima di accostarci a celebrare l'Eucaristia, ci riconosciamo bisognosi della presenza, del perdono, della misericordia del Signore. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi le nostre debolezze, abbi pietà di noi. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito morente sulla croce ci ha donato la sua stessa Madre, la Beata Vergine Maria, come nostra Madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: si affrettino e salgano le nazioni alla valle di Giosafat, poiché lì sederò per giudicare tutte le nazioni dei dintorni. Date mano alla falce, perché la messe è matura. Venite, pigiate, perché il torchio è pieno e i tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Folle immense nella valle della decisione, poiché il giorno del Signore è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. Il Signore ruggerà da Sion e da Gerusalemme farà sentire la sua voce. Tremeranno i cieli e la terra. Ma il Signore è un rifugio per il suo popolo, una fortezza per gli israeliti. Allora voi saprete che io sono il Signore, vostro Dio, che abito in Sion, il mio monte santo, e il luogo santo sarà Gerusalemme. Per essa non passeranno più gli stranieri.
In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline. In tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque, una fonte zampillerà dalla casa del Signore e irrigherà la valle di Sittim. L'Egitto diventerà una desolazione ed Edom un arido deserto, per la violenza contro i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel loro paese, mentre Giuda sarà sempre abitata e Gerusalemme di generazione in generazione. Non lascerò impunito il loro sangue e il Signore dimorerà in Sion. Parola di Dio. Ripetiamo, gioite giusti nel Signore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite giusti nel Signore. Una luce spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Alleluia, 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 alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli rispose: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». È parola del Signore. Credo sia una delle prime beatitudini che troviamo nelle pagine del Vangelo e credo sia una delle beatitudini a portata di mano di tutti, di ognuno di noi. La beatitudine che viene dall'ascolto, non del sentire. Quante cose sentiamo durante una giornata, pensiamoci bene. Quanti rumori, quante parole, quante affermazioni, quante mormorazioni, quante critiche, quante cose belle anche. Però le sentiamo. Perché vengono dentro, come si diceva, da un orecchio escono dall'altro. Invece l'ascoltare è un qualche cosa d'altro, è un qualche cosa di più profondo, un qualche cosa di più coinvolgente. Non è facile ascoltare, perché ascoltare una persona che ti sta parlando vuol dire metterti in comunicazione, vuol dire credere in quella persona. Ascoltare vuol dire
essere nel silenzio, nell'accoglienza. Non è facile. Magari c'è una persona che ci parla e quella persona c'è un po' antipatica e parla, sì, l'ascoltiamo per modo di dire. O magari sappiamo che quella persona la pensa in una maniera differente dalla mia e allora parla, ma sì, dai, sento. Invece l'ascoltare è metterci in comunicazione, mettersi in comunicazione. Vuol dire accogliere non tanto quella parola, ma accogliere quella persona che sta parlando. Ed è questo, credo, che è quello che la parola di Dio oggi pone alla nostra riflessione. Quando sentiamo la parola di Gesù, siamo in ascolto o sentiamo? Ci mettiamo in comunicazione, lasciamo che questa parola che Gesù sta dicendo ad ognuno di noi entri dentro di noi e, come dice, ecco, venga accolta e questa parola dentro di noi produca qualche cosa. Il profeta Isaia dice che la parola di Dio scende, è come la neve che scende, deve irrigare e fecondare la terra, e poi ritorna. Forse certe volte il nostro cuore è così chiuso che non riesce a lasciarsi fecondare da questa parola. Fecondare vuol dire trasformare la nostra vita. E credo che perché questo possa avvenire ci vuole il senso, la scuola del silenzio. Mi veniva in mente prima, riflettendo su questa parola, l'esperienza di Pietro. Quante cose strane ha detto Pietro nella sua vita, finché è arrivato a porsi allora di fronte a Gesù nel silenzio e avere la capacità di dire solamente una parola: sì, so che tu mi vuoi bene, so che mi ami. Forse questa è la risposta dell'ascolto, la risposta di questa parola che ci viene offerta, di questa parola che allora ha la possibilità reale e concreta di trasformare, di dare senso, di dare bellezza, di dare profondità alla nostra vita. Ecco, oggi la liturgia ci pone veramente questo aiuto, l'aiuto di vedere, scoprire nel profondo di noi stessi se siamo capaci di ascoltare quella parola che Gesù ci offre, e quella parola che Gesù ci offre dentro di noi abbia la capacità, la possibilità di trasformare la nostra vita, la nostra storia. Che Gesù ci aiuti.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino. Sono frutti della terra del nostro lavoro, li presentiamo a te, perché diventino per noi segno di salvezza. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte, trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione di Maria Vergine, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare Te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il Tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo creatore e segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta nella gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Facciamo particolare memoria del defunto Claudio e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Canto di comunione numero 64. Ti sei
Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata. Altrettanto. Canto numero 166. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte
Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. La tua azienda è pronta a innovare? Allora non perdere l'appuntamento con Impact, la prima fiera in Italia dedicata ai servizi e alle innovazioni per le imprese. Ti aspettano 100 espositori selezionati, pronti a supportare la tua azienda nelle sfide quotidiane, grazie a un'ampia gamma di servizi all'avanguardia. Registrati ora e ricevi il tuo biglietto d'ingresso gratuito alla fiera. Ti aspettiamo il 16 e 17 ottobre a Padova. Scopri di più. Che ispira da secoli arte. Celebra il santo amato in ogni angolo. Vivi l'atmosfera. Bellezza di spazi che raccontano il tempo. Segui il fluire dei secoli che attraversano storia, scienza e cultura. Scopri una città dove ogni incontro diventa un'esperienza. Padova, dove la vita è arte. Abbiamo raccolto un segnale d'emergenza, il messaggio di pericolo di una navicella scomparsa oltre 2 secoli fa. TV7 Triveneta ti offre una delle serie TV più amate di sempre. Star Trek, The Original Series. Dobbiamo tentare una partenza forzata! Unisciti al capitano Kirk, al signor Spock e all'equipaggio della USS Enterprise.